6 murales su 3 cabine elettriche hanno preso forma nel comune di Montevago. Il nuovo progetto di street art si chiama Cabine d'Arte ed è realizzato dalla Prologo di Montevago in collaborazione con il comune nell'ambito della democrazia partecipativa. I primi murales sono stati realizzati su 2 facciate di 2 cabine del comune di Montevago. Sentiamo il sindaco. Rientra in un percorso di progetti che avevamo pensato per rendere più bella la città e nello stesso tempo togliere il tanto cemento e il grigiore che il cemento dà. Avevamo realizzato il murales nella vecchia Montevago, oggi l'artista Paolo Manno con l'autorizzazione dell'Enel che è intervenuta nella ristrutturazione delle cabine sta realizzando dei murales che hanno come tema le mani. Questo che è dietro le mie spalle rappresenta la vecchia chiesa madre e da un lato invece le mani di generazione in generazione che si aiutano in qualche maniera e trasmettono valori. E poi ce n'è un altro che rappresenta l'acqua, fonte di vita, anche qui le mani che si adoperano, essendo questo un territorio a vocazione agricola. Il terzo murales riguarderà invece olive e vino. Ne faremo altre ed è un percorso che se non ci fossero stati questi artisti ovviamente non avremmo potuto realizzare, quindi un grazie al maestro Paolo Manno, assieme a questi ne realizzerà altri, e a tutti coloro che in questi 2 anni e mezzo hanno collaborato e contribuito per abbellire la città di Montevago.